Delitto di Cison, l'avvocato di Sergio Papa ribadisce non è un killer, ora è molto provato. Dalla famiglia il timore che diventi un capro espiatorio. Il legale chiederà la revoca della misura cautelare. Emergenza, incidenti mortali fra i giovani, richiamo della prefettura ai sindaci, non abbassate la guardia, nuovi incontri istituzionali in arrivo per affrontare la piaga. Oggi l'interrogatorio davanti al GIP dell'imprenditrice della Sila di Fossalunga, arrestata per bancarotta fraudolenta. Lei si difende, ma per gli investigatori ha reiterato il reato, sottraendo oltre 600.000 euro. Da oggi inizia l'impegno di Antenna 3 a fianco del comune di Castelfranco per salvare le mura cittadine dal rischio crollo, un patrimonio storico da salvaguardare. Scomparsa di Ivano Beggio, venerdì funerale ad Asolo dove abitava, continuano i messaggi di cordoglio per il patron dell'Aprilia, ricordo del cugino trevigiano, nonostante il successo era rimasto uno di noi. Shock nel mondo del basket per la morte a soli 47 anni dell'ex cestista Harry Williams, indimenticata stella della Benetton, la morte per i gravi problemi renali che lo avevano colpito 4 anni fa. Ricordi ma anche tante emozioni domenica alla cerimonia dei Fanti in vista del raduno nazionale, oltre 900 persone si sono ritrovate a Cima d'Olmo. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre parlando ancora del duplice delitto di Cison di Valmarino. Dal carcere infatti Sergio Papa, il presunto assassino, continua a professarsi innocente. I familiari sono increduli e temono che per il suo passato si sia trasformato in un capro espiatorio. Da un lato gli inquirenti che definiscono gli indizi consistenti e convergenti, dall'altro l'accusato Sergio Papa che chiuso in carcere a Santa Bona continua a professarsi innocente e racconta che la notte tra il diverbio con i coniugi Nicolasi e il duplice omicidio l'ha trascorsa dormendo dalla nonna come faceva spesso per farle compagnia. La convalida del fermo pesa come un macigno, Papa è disorientato, preoccupato. Ci siamo visti, abbiamo discusso di quella che è stata l'udienza e del provvedimento del giudice. Ovviamente il mio assistito è stato molto sorpreso della decisione perché riteneva di aver chiarito la propria posizione e i suoi spostamenti in quei giorni. Ovviamente affranto. Trascorre le giornate in cella con altri detenuti. Sergio Papa, unica richiesta, le sigarette. La sua angoscia è anche quella della sua famiglia, gente semplice, alle prese con una cosa più grande di loro, incredula che Sergio possa aver commesso un delitto tanto efferato, nel suo passato reati di tutt'altra gravità. Il timore di chi gli è vicino è che possa essersi trasformato in un capro espiatorio. Ho visto i genitori ieri. Abbiamo discusso della situazione, ovviamente loro non si capacitano di quello che è successo e di quelle che sono le accuse rivolte ai loro figlio. Gli inquirenti sono convinti di aver messo dei punti fermi in questa vicenda che potrebbero essere supportati anche dall'esito dei rilievi del RIS e dagli esami sui corpi delle vittime. Ho preso visione di tutto il fascicolo del giudice per le indagini e anche quello del pubblico ministero. Adesso mi prenderò qualche giorno per analizzare tutti i documenti e stiamo valutando se presentare ricorso per il riesame al Tribunale di Venezia. Ieri l'8° decesso da inizio anno sul lavoro nella Marca trevigiana, una piaga che continua nel nostro territorio e oggi un vertice alla Madonnina voluto dal direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. 8 morti in 3 mesi, e questo è il tragico saldo degli incidenti sul lavoro nella Marca. L'ultimo ieri a San Biagio durante lo scarico di un camion di terra per giardini. Una situazione che oggi ha imposto una riunione operativa alla Madonnina tra i rappresentanti di INAIL, l'Ispettorato del Lavoro e i responsabili delle 3 Spisal trevigiane. Riunione presieduta dal direttore generale dell'ULSS 2. Cos'è nelle nostre aziende che non funziona, visto che continuiamo ad avere morti sul lavoro? Le nostre aziende funzionano, tant'è che tengono alta l'economia del nostro territorio. È un problema anche, lo dicevo, di casualità. Noi la media di infortuni che abbiamo ogni anno è la medesima, anzi in ribasso. Quest'anno una serie di contingenze, immagino negative, hanno creato questo. Quello che noi dobbiamo fare è insieme alle aziende, cosa che stiamo già facendo con un'industria, con le associazioni, con le imprese, è quello di accompagnare, di aiutare, di fare prevenzione e aumentare sempre di più questo. Io credo che alla fine l'interesse di tutti, delle aziende e anche nostro, di ridurre gli infortuni sul lavoro. Un tema che verrà discusso anche in prefettura con un tavolo tecnico apposito convocato dal prefetto Laura Lega, dove troverebbero spazio anche i consulenti delle aziende che portano una maggiore consapevolezza della sicurezza nei luoghi di lavoro.
E poi c'è l'altro tragico bilancio, quello degli incidenti stradali mortali tra i giovanissimi. Mentre a Spresiano oggi si sono svolti i funerali del 19enne Tommaso Calesso, morto uscendo di strada la notte tra sabato e domenica poco lontano da casa, la prefettura è tornata a sottolineare l'importanza di non abbassare la guardia su questo fronte, decidendo di inviare ai sindaci della Marca una nota di attenzione sul tema, a cui sarà dedicato sempre su iniziativa dell'Ufficio Territoriale del Governo un convegno il prossimo 13 aprile nell'ambito della seconda edizione del weekend sulla sicurezza stradale. La strage dei giovanissimi è tornata di drammatica attualità, 6 i ventenni morti dall'inizio dell'anno dopo Tommaso Calesso, che vediamo adesso nelle immagini, anche Andrea Vanin, 23enne di Quinto, a cui l'ultimo saluto sarà dato sabato mattina alle 10. La cronaca giudiziaria con il crack Sira, oggi interrogatori di garanzia per l'ex imprenditrice Carmen Favaro, accusata di bancarotta fraudolenta. I legali della donna hanno chiesto la revoca degli arresti domiciliari. Ha risposto a tutte le domande del magistrato l'imprenditrice Carmen Favaro, ex titolare del magazzino di abbigliamento Sira Fossalunga di Vedelago, accusata di bancarotta fraudolenta. Si è assunta ogni responsabilità come amministratrice, spiega il legale l'avvocato Luigi Ravagnan del Foro di Venezia, ma ha cercato di fare di tutto, dice, per salvare l'impresa. Giudice, mi faccia lavorare perché ho 2 figli, questa è la richiesta della donna al termine dell'interrogatorio di garanzia. I legali hanno chiesto la revoca della misura coercitiva, il magistrato si è riservato di decidere, per il momento Carmen Favaro rimane agli arresti domiciliari. L'indagine è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Treviso, la società operante da 40 anni nel settore dell'abbigliamento è stata dichiarata fallita nel dicembre del 2016. Un anno di indagini delle Fiamme Gialle che hanno portato alla luce la continuazione e la ripetizione della stessa condotta. L'ex imprenditrice infatti aveva ceduto il ramo d'azienda ad un'altra società appositamente costituita. Questa nuova società è stata costituita con un amministratore che abbiamo evidenze non svolgesse il suo compito e quindi possiamo definire una testa di legno. Il vero amministratore era lei stessa, che in questa nuova società figurava come semplice dipendente, società che aveva fatto costituire ai 2 figli che figurano come soci. Ma non solo, aggiunge il comandante. Abbiamo evidenze di una sottrazione di liquidità dalla società fallita, dalle casse della società fallita, consistita in prelevamenti direttamente dal conto corrente della società fallita e prelevamenti dalla cassa per oltre 500.000 euro. Ecco, queste condotte sono condotte che in un quadro di situazione difficoltosa della società poi destinata a fallire sono andate a complicare ulteriormente l'esposizione debitoria. L'imprenditrice, quando si è resa conto che il fallimento era ormai inevitabile, avrebbe distrutto e occultato la contabilità dell'ultimo biennio. I documenti contabili necessari per capire cosa fosse successo sono stati distrutti e anche il computer aziendale che conteneva dati fondamentali per capire cosa fosse successo è stato sottratto ed è stato individuato solo successivamente grazie all'attività investigativa dei militari operanti. Computer trovato infettato da un virus e che i militari ora stanno cercando di sistemare, indagini tutt'altro che terminate. Ancora la cronaca perché appartiene a una 47enne di Volpago del Montello, il cadavere spuntato dall'acqua stamane all'altezza dei cantieri nautici di San Giuliano, lungo via San Giuliano a Mestre. La segnalazione ha giunto alle forze dell'ordine poco minuti prima delle 9:30, sul posto i vigili del fuoco, compresa la squadra sommozzatori, i poliziotti delle volanti e i medici del SUEM. Intorno alle 10 i sommozzatori hanno recuperato il corpo dell'uomo, stando al quanto appreso dalle forze dell'ordine l'uomo sarebbe arrivato in auto all'interno della quale avrebbe lasciato un messaggio e quindi la causa del decesso è riconducibile a un gesto estremo. Lasciamo la cronaca adesso e parliamo di elezioni amministrative a Treviso. C'è sempre un rebus da risolvere nel centrodestra, ovvero quello che farà la scelta di Giancarlo Gentilini, tanto che è sceso in campo anche Luca Zaia per agevolare il riavvicinamento tra lo sceriffo e il Carroccio.
Impossibile pensare a Giancarlo Gentilini avversario della Lega. Nella lunga, difficile trattativa per riavvicinare lo sceriffo al Carroccio, scende in campo in maniera ferma il governatore del Veneto, Luca Zaia. Per vincere nei comuni bisogna puntare sulle persone, dice. Il simbolo di partito da solo alle amministrative può non bastare. Gentilini dal canto suo non parla, lascia intendere di apprezzare la presa di posizione del presidente, ma ora sta a guardare se porterà a risultati concreti. Malgrado lo sceriffo l'abbia sempre contrastato, il candidato sindaco Mario Conte auspica il rientro di Gentilini nello schieramento che lo sosterrà. Ho visto che c'è stata appunto questa disponibilità da parte del governatore Zaia di incontrare Gentilini, e sulla base anche dell'apertura che era stata fatta anche dal sottoscritto in passato, credo che cercherà appunto di instaurare un dialogo con Giancarlo per far sì che anche quella componente sposi di fatto il progetto della coalizione di centrodestra che è nato. Il commissariamento di Dimitri Coin, eletto alla Camera, non complicherà la campagna elettorale, dice Conte. Coin rimarrà comunque al suo posto fino a quella scadenza. Conte non accetta l'ipotesi che il turnover alla segreteria possa agevolare il rientro di Gentilini. Io vorrei che ci si concentrasse sull'idea di città e sulla proposta da dare ai cittadini. Se noi cominciamo a personalizzare queste battaglie, credo che siamo sulla strada sbagliata. Le responsabilità non sono di Coin e non sono di Gentilini. Oggi noi dobbiamo presentarci ai cittadini con un progetto credibile e realizzabile. Questo è quello che ci chiedono i cittadini. Ieri intanto l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Treviso della variante generale al piano degli interventi. Oggi ai 300, dove la seduta è proseguita, c'è stata la contestazione dell'associazione Treviso Sotterranea, secondo cui si è sancita la morte delle mura cittadine. Vediamo. Le magliette con l'incitamento "Salviamo le mura della nostra città", in mano l'epigrafe della 500esca cinta muraria. Il giorno 13 marzo 2018 si legge: con l'annuncio dell'adozione della variante al piano degli interventi, dopo breve agonia sono improvvisamente mancate le nostre amatissime mura. La contestazione dell'associazione Treviso Sotterranea fuori dalla porta di Salone dei 300, dove si è riunito per il secondo giorno consecutivo il Consiglio Comunale. È un segno di rammarico, perché noi con l'amministrazione abbiamo sempre collaborato, quindi ci avrebbe fatto estremamente piacere l'adozione di un piano di tutela integrale delle mura che vada finalmente a tutelarle e a valorizzarle dal punto di vista paesaggistico-architettonico. La mancanza di un piano di tutela integrale del sistema bastionato, dunque, ma anche il progetto del parco interrato all'ex patinodromo minerebbero il futuro delle mura, impedendo la realizzazione di un anello storico e naturalistico intorno alla città che consentirebbe, secondo l'associazione, a Treviso di accedere anche all'elenco delle città murate riconosciute dall'UNESCO. La nostra intenzione era di seguire l'esempio di città più virtuose come Ferrara, ma anche Padova, la vicina Padova, dove è stato realizzato, inserito anche nel piano degli interventi, quindi nella previsione urbanistica della città, una norma che tutela in modo integrale le mura e va a prevedere la demolizione a fine vita di tutti gli edifici costruiti in modo improprio nel corso degli anni. Dalle mura di Treviso alle mura di Castelfranco, un patrimonio storico da salvaguardare e da salvare. Per questo inizia oggi un impegno importante di Antena 3 a fianco del comune di Castelfranco. Le mura di Castelfranco sono in pericolo, il tempo e la storia le stanno distruggendo e il comune, nonostante gli sforzi, non riesce a sostenere l'intera opera di restauro. E le mura sono un patrimonio di tutti i trevigiani, perché Castelfranco è la città murata voluta da Treviso per presidiare il confine con il territorio padovano. Una storia lunga oltre 800 anni, che non è solo mattoni, torri e camminamenti, ma soprattutto le mille vicende delle famiglie che vennero a vivere qui dove non voleva venire nessuno. Per questo il Consiglio dei 300 decise che quel presidio trevigiano doveva essere franco, ovvero esente dalle tasse. E le mura che guardavano ad ovest, quelle padovane di Cittadella, definivano il Castello Franco, opera militare di difesa circondata dalle fosse riempite dalla deviazione idraulica del Musone dei Sassi. Torrente fiume che prima rendeva palude tutta la zona. Una testimonianza quindi della nostra storia, che ora ha bisogno di interventi immediati. È importantissimo restaurare le mura di Castelfranco perché sono praticamente l'identità del nostro territorio, della nostra provincia di fatto, perché i primi cittadini provenivano da Treviso, di conseguenza si estende a tutto quello che è la provincia. Poi perché si può sicuramente creare una sinergia
dei giorni nostri per quanto riguarda l'economia e naturalmente il turismo per il territorio. Ecco perché Antena 3 ha deciso di adottare le mura di Castelfranco, sensibilizzando tutti, dai nostri parlamentari ai singoli cittadini, perché tutti possiamo anche con poco salvare le mura castellane. E come si può intervenire? Sicuramente l'opportunità dell'Europa è aperta, ma attualmente non ci sono fondi. Noi abbiamo aperto invece attraverso la legge dello Stato l'Art Bonus, che mette nella condizione coloro che vogliono investire sul restauro di avere degli sgravi fiscali. Però non è escluso anche alla città, ai cittadini comuni, diciamo così, ai imprenditori e al semplice cittadino che voglia intervenire. Si parte da 2 euro per Castelfranco, in un calcolo che può rendere possibile un intervento di restauro milionario garantito dal Comune. 2 euro perché dalla storia abbiamo identificato il numero di mattoni che è composto il castello di Castelfranco, sicché 3.750.000 sono le pietre che lo compongono, moltiplicato per 2 noi avremo raccolto la somma necessaria per il restauro. 2 euro per Castelfranco, dunque noi continueremo il nostro impegno per sensibilizzare su questo tema ogni settimana per il salvataggio, per salvare le mura di Castelfranco, perché tutti adottino le mura di Castelfranco. La prossima tappa di questo nostro viaggio sarà venerdì. Intanto, a proposito di finanziamenti, i bonus che liberano 900 milioni di euro a livello statale dal pareggio di bilancio saranno distribuiti fra 2.000 comuni italiani che erano nelle condizioni di chiedere la possibilità di finanziare investimenti con avanzo con un nuovo indebitamento. Tra questi comuni a livello nazionale ce ne sono 35 trevigiani per un totale di investimento complessivo pari a 23.159.000 euro. Rendere noto questa cifra è il centro studi del sindacato pensionati della CGIL di Treviso. Nel dettaglio ci saranno la maggior parte dei finanziamenti, oltre 10 milioni di euro, vanno alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, 7.376.000 euro destinati all'edilizia scolastica e 5.308.000 agli impianti sportivi. Tra i comuni trevigiani a poter svincolare più somme è il capoluogo Treviso con 5.432.000 euro destinati per la maggior parte in interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici. Segue il comune di Trevignano e poi quello di Oderzo, fanalini di coda Cimadormo e Zenson di Piave, mentre Porto Buffolè, questo è un po' una cosa singolare, il meno popoloso municipio della Marca potrà svincolare ben 1 milione di euro in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio. Ad Asolo ora, ad Asolo perché c'è una fetta di Marca trevigiana importante che ricorda Ivano Beggio, il patron dell'Aprilia morto ieri. Un ricordo importante perché non solo vi abitava ma appunto ci stava da molto tempo e tanti ricordano l'importanza di Ivano Beggio, anche a Treviso alcuni parenti che ricordano il suo carattere. La città di Asolo, il comune di Asolo lo ricorderà come per altri nomi famosi che hanno vissuto a lungo nel nostro comune. Non ci sarà solo il giorno dell'ultimo saluto, fissato per venerdì alle 11 in Duomo, ma Ivano Beggio diventerà uno dei nomi della storia nella città dei Cento Orizzonti. Non solo perché ha riaperto Villa Contarini degli Armeni, ora Villa Beggio, ma perché in fondo il suo genio si è sviluppato qui, tra le colline asolane. La passione per le moto da cross inizia quando va a vivere con la mogliettina a Monfumo, mentre i primi colori dello Scarabeo, lo scooter simbolo dell'Aprilia, sono l'azzurro dei cieli dipinti da Giorgione, mentre l'ocra è la creta rossa delle colline della Val Cavasia. In fondo ad Asolo oggi lo aspettavano ancora al centrale, tappa obbligata durante le prove dei prototipi. Facevano i raduni con la moto e facevano una tappa anche qui, ecco, lì c'era un po' di vita, un po' di colore. Un uomo dalle grandi intuizioni internazionali, ma dalle radici ben piantate nella sua terra e tra la sua gente, come sottolinea uno dei cugini. Lui era uno intuitivo, che sapeva prendere in mano le cose che sapeva e poi andava in cerca lui stesso dei suoi collaboratori, quelli che si fidava a lui. E negli ultimi mesi della malattia era questo l'aspetto che lo confortava maggiormente, come aveva confidato solo qualche mese fa il sindaco. Il ricordo più bello che ho della mia esperienza di imprenditore è quello di essere ricordato dal direttore generale all'ultimo dei miei dipendenti. Una parabola di impresa iniziata con l'officina del papà a Rio San Martino di Scorzè e conclusa con l'acquisizione della moto Guzzi, ispirata a quel galletto Guzzi del papà e simbolo della rinascita veneta dopo la seconda guerra mondiale. Un'acquisizione che si è rivelata però un tragico errore finanziario per l'Aprilia. E quello è stato l'inizio della sua caduta, perché le banche gli hanno dato i soldi
perché comprasse la Gussi, poi lo hanno fregato, lo hanno fregato. Dunque dicevamo i funerali venerdì alle 11 in Duomo ad Asolo, poi la cerimonia proseguirà con un saluto laico annuale, mentre la salma sarà cremata, le ceneri saranno deposte nel cimitero di Sant'Anna, a 2 passi dalla sua villa Contarini degli Armeni, appunto ad Asolo. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, per parlare di una notizia che ha scioccato il mondo del basket italiano, ma anche trevigiano, la morte a soli 47 anni di Henry Williams. Lo ricorderete, stella del basket con diverse squadre in Italia, ma soprattutto con la Benetton Treviso, con la quale vinse uno scudetto nel 1997. È morto a soli 47 anni a Charlotte per problemi legati alla sua malattia renale. Nel 2014, a 44 anni, aveva rivelato di essere in dialisi, nonché in attesa di un trapianto di reni a causa di una insufficienza renale molto grave che era stata diagnosticata per la prima volta nel 2009. Tante, dicevamo, le squadre in Italia, partì come talento a Verona, fu scoperto come talento a Verona, poi ovviamente l'approdo alla Benetton Treviso, alla Benetton di Mike D'Antoni, e la stagione della consacrazione, quella del 1997, in una squadra che vedeva insieme anche Bonora, Pittis, Rebrazza e Marconato, che vinse lo scudetto battendo in finale la Fortitudo Bologna, perse solo 4 gare in tutta la regular season, e in quella stagione Williams fu anche l'MVP, il miglior giocatore della stagione. Poi andò alla Virtus Roma, poi il ritorno a Verona e infine l'ultima stagione italiana a Napoli prima del ritiro. Oggi la notizia della sua morte a soli 47 anni, che ha scioccato ovviamente il mondo del basket e tanti tifosi che hanno amato il folletto, come veniva chiamato. Adesso a Montebelluna per la presentazione oggi in municipio dei nuovi primari di ginecologia e di ortopedia all'ospedale cittadino. Sono il dottor Roberto Baccichette e il dottor Michael Memminger. Il dottor Baccichette proviene dall'ospedale di Oderzo e incrementerà anche la sezione di fecondazione assistita che in questi anni ha sviluppato nell'ospedale Opitargino, un trasferimento improrogabile considerando che Montebelluna vanta un incremento delle nascite. Soddisfazione da parte del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che ha letteralmente strappato il dottor Memminger dall'ospedale di Bolzano, dove ricopriva il ruolo di primario della unità ortopedica e traumatologica. Memminger è uno dei punti di riferimento europei per gli interventi chirurgici sia in ortopedia che per la traumatologia legata agli arti, quindi un acquisto molto importante per l'ULSS 2 marca trevigiana. E adesso a Cimadolmo con le emozioni e i ricordi alla cerimonia dei Fanti, domenica. Entra il medagliere, dietro allineati gli alfieri delle varie sezioni della provincia di Treviso, l'emozione dei presenti oltre 900 persone nella struttura messa a disposizione dalla Proloco Cimadolmo. Una cerimonia, una giornata che chiude un anno di iniziative e progetti, un'occasione importante. Quello che riusciamo a recuperare con queste manifestazioni, con i contributi dei vari soci, viene impegnato per la realizzazione di questo nostro raduno nazionale, che sarà a ricordo di tutti i caduti, e questo è un fatto estremamente importante, soprattutto nella ricorrenza dei 100 anni del termine della Grande Guerra. Fra l'altro, dice il presidente della Federazione Provinciale Fanti di Treviso, al raduno nazionale faremo un dono. A Vittorio Veneto poi noi lasceremo come ricordo dei caduti, lasceremo una struttura commemorativa. Poi l'inno di Mameli, cantato dal tenore Francesco Grollo. Gianci a porte, sia pronti alla morte, sia pronti alla morte, l'Italia chiamò. Gianci a porte, sia pronti alla morte, sia pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Un'occasione anche per consegnare le onoreficenze ai Fanti che si sono distinti nell'anno. Ma poi il momento più emozionante. Naturalmente ci sarà l'onore, il ricordo di tutti i caduti in guerra, caduti per la pace, e i nostri soci che non ci sono più. E qui il trombettiere suonerà il silenzio.
Giuliano Beggio, l'uomo della leggenda Aprilia, dedicata a lui questa sera la puntata di 20 e 10, in onda fra pochissimo, dopo il telegiornale in studio I Parenti per il ricordo del patron del moto Made in Noale, puntata da non perdere. E poi alle 21:15, come ogni mercoledì, c'è la Zanzega con Lele Marcassa e Ivo Gallo. Si parlerà questa sera di Polesine, della città di Rovigo. La puntata sarà in replica poi domenica alle 17. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Sarà una giornata grigia e piovosa sulle nostre regioni a causa del transito di una perturbazione di origine atlantica. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 15 marzo. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto fin dal mattino, con piogge diffuse un po' ovunque, anche forti durante le ore pomeridiane. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra i 4 e i 7 gradi, valori massimi invece oscillanti tra gli 8 e gli 11 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche su questa regione la giornata sarà all'insegna delle nubi e delle piogge più intense dal pomeriggio. Temperature minime comprese tra 6 e 8 gradi, valori massimi invece oscillanti tra i 10 e i 14 gradi. Nubi e piogge infine anche sul Trentino Alto Adige. Anche qui le precipitazioni potranno risultare moderati o forti, specie dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, valori massimi tra i 9 e i 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.